Buon pomeriggio dal Comunale di Mansuè per questa gara del campionato di eccellenza Girone B per vedere subito e renderci conto subito di come potrebbe mutare o cambiare la classifica. A centrocampo le due formazioni agli ordini del signor Mario Picardi che viene da Viareggio, primo a assistire con la maglia numero 20, classe 1985. Parte intanto la gara ed è il match, vi dicevo, che per quanto riguarda le sollevarsi da terra, e allora Cardin torna al suo posto, chiede scusa anche all'arbitro. Porto poi anticipato ancora da Sinameta, bravo Gnago a prendersela di petto ad altezza siderale, palla che viene data ancora lunga per Tartalo, palla che viene buttata, di prendersi il pallone quando può portare in avanti senza perdere ulterior tempo. Buono Gnago, Tartalo davanti ed è il gol che arriva, ma è stata una invenzione di Gnago, una invenzione con i piedi e con la testa. Ha un fisico imponente, un fisico massiccio, un fisico tra l'altro che non ti concede nulla. Gallina che la mette dentro, il colpo di testa di Dassier, e va al colpo di testa Dassier su assist Sinameta e Patrizio Merotto adesso che è ritornato in posizione. Viene in avanti la formazione di casa, è buona l'uscita, poi Cardin sulla fascia destra del campo, Cardin che guarda la posizione dei suoi, serve dentro, poteva bloccare, palla buttata via, però può ripartire la formazione di casa con Tartalo adesso sulla fascia destra del campo. Tartalo che aspetta l'inserimento di Gnago e avete visto il sulla fascia, attenzione però alla ripartenza, attenzione, c'è il fuorigioco, c'era il fuorigioco di un cartellino giallo che può essere pericoloso. Guardate il fisico di Gnago contro uno che non scherza, ed è Checchi, per carità. È buono questo pallone, allora ricambia l'assist, ricambia il favore da campo, però ormai nonostante il 3-0 il Porto non ha mollato, prova ad andare ancora a conquistarsi palla Frezza, questa volta ce la fa, vuole il fallo ma non c'è nulla, fermo, si sono fermati solo quelli del Porto. Seskovic in fuorigioco, però vedete come con Beccia che mette dentro per Seskovic che di petto si fa vedere, la gira bene, con Gnago che la tiene lì, si gira con tutta la sua possanza in avanti per Meite, c'ha in fianco Silvano, eccolo Silvano che riceve 1 contro 1, Silvano entra in area, poi prova a muoversi un pochino, colpo di tacco, c'è il rigore, cioè quando Stefano li ha richiamati perché li vedeva fermi in difesa, e in effetti era così. Palla ancora Dema, Meite, Gnago, ancora Gnago, eccolo Gnago che entra da solo ed è il gol. Va a farsi perdonare il rigore sbagliato, chiede scusa al pubblico, ma insomma carica ed è il gol ancora di